Sale la pressione nel dibattito sulla ratifica del decreto che permette l'acquisto delle popolari venete da parte di Intesa, piovono gli emendamenti. Una bagarre politica che viene seguita con estrema attenzione dai risparmiatori e dagli azionisti confluiti nella bad bank, quelli che risultano di fatto creditori di una società in liquidazione. L'azione penale che abbiamo fatto, quindi tutte le denunce penali alla Procura della Repubblica, sono quelle che porteranno forse a ottenere un qualcosa. Anche di questo tema si parlerà nel corso dell'appuntamento di venerdì prossimo alle 20:30 al Palasport di Rossano Veneto. Dovremo vedere intanto se il decreto è costituzionalmente valido, perché comunque in quel decreto si prevede un pagamento da parte dello Stato, quindi un intervento economico da parte dello Stato, cosa che non è ammissibile nell'Unione Europea, ma in ogni caso l'ammissione al passivo potrà essere fatta da tutti gli azionisti, ma questo dovrà essere valutato dal commissario liquidativo. Sullo sfondo della bagarre politica rimangono le tensioni interne alla maggioranza con il pressing del governatore della Puglia, Michele Emiliano. Ma qualcosa si muove anche fuori dal palazzo. Il numero uno di Intesa San Paolo, Carlo Messina, la scorsa settimana aveva già puntellato il documento del governo. Se salta il decreto, salta tutto, aveva minacciato.